La consigliera regionale Erika Baldin del Movimento 5 Stelle ha presentato alla Giunta regionale un'interrogazione perché la cittadinanza sia informata riguardo le disposizioni anticipate di trattamento in caso di fine vita, DAT. Le DAT, seppur presenti nell'ordinamento da oltre 6 anni, non sono ancora state assimilate nelle abitudini della cittadinanza, constata Baldin, la quale ricorda che sta alla Giunta adempiere al proprio onere informativo diretto e indiretto, verificando l'attività delle ULSS nella materia. Con l'interrogazione a risposta immediata, Baldin ha chiesto alla Giunta come abbia intenzione di comportarsi a riguardo. Ancora nel 2020 il Ministero della Salute ha istituito il Registro Nazionale delle DAT, ma la Regione Veneto, afferma la consigliera, non ha mai dato il via a una campagna informativa per mettere sufficientemente a conoscenza la popolazione. Conclude Baldin che neppure i siti delle ULSS sono aggiornati in materia. Serve maggiore informazione, soprattutto nel caso in cui si debba delegare una persona di fiducia a disporre per queste decisioni fondamentali e spetta alla Regione regolamentare la raccolta delle stesse disposizioni, compresa l'indicazione della persona fiduciaria a disporre delle decisioni. Baldin chiede quindi che la legge venga finalmente applicata. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.